Tosti di nome di fatto, siamo a Montebelluna, avete deciso di aderire alla manifestazione Io Apro. Oggi è la nostra giornata, indicativamente l'aspettavamo da un po' di tempo, ci siamo messi in tanti probabilmente per far sentire un po' di voce in più rispetto al dovuto. Non so se qualcuno ci ascolterà, però nel frattempo noi cerchiamo di tirare fuori la testa dalla sabbia dove ormai siamo immersi da parecchio tempo, questo sì. Noi siamo stanchi in questo momento qua di non ricevere delle risposte alle domande che da troppo tempo ci poniamo, di conseguenza per quanto in questo momento qua il nostro governo ci dica non ci può ripagare con le briciole che ci sta dando in questo momento. A me va bene rimanere chiuso, assolutamente, se è per il bene di tutti, ben più che volentieri, però io ho bisogno di un sostegno che non è una pacca sulla spalla, ma in questo momento qua sono soldi. Continua a suonare il telefono, fioccano le prenotazioni per questa sera, avete avuto quindi molta solidarietà anche da parte dei vostri clienti perché spiegaci cosa succederà questa sera. Credo che questo venga portato principalmente da un legame che la gente probabilmente ha capito molto di più rispetto a chi doveva capirlo fondamentalmente. È una mano che ci diamo l'un l'altro per portare avanti quello che è un'economia che in questo momento qua purtroppo è allo sfascio, e credo che per quanto poco noi ne stiamo risentendo più di tutti per il semplice motivo che da un anno a questa parte siamo bersagliati in tutte le maniere da parte di opinione pubblica, da parte di persone che forse non hanno mai neanche toccato il settore e non lo sentono con mano. Noi lo viviamo tutti i giorni, sappiamo cosa significa il nostro rapporto con il cliente, e il risultato del telefono che suona probabilmente chiaramente è rapportato a quello che è il lavoro che abbiamo fatto in questi anni di legare sempre di più, non di dare solo un servizio ma anche di creare un rapporto. Avete preparato un menù speciale per questa sera? Allora, questa sera noi lavoriamo per degustazione. Il nostro cliente viene qui, trova un menù con 5 portate selezionate da noi. Non abbiamo un menù alla carta, chiaramente, perché giustamente non andiamo a creare troppi problemi, bensì vogliamo creare un appuntamento perché ci possiamo ritrovare tutti e cercare un po' di ripartire assieme. Abbiamo deciso chiaramente di non chiedere un conto al tavolo al nostro cliente, bensì gli chiediamo un'offerta, che chiaramente verrà fiscalizzata, per l'amor del cielo. Però io in questo momento qua non mi permetto di mettere le mani nelle tasche della gente che in questo momento qua ci sta dando una mano, mettendo anche a repentaglio quello che è chiaramente la persona stessa.